Alle 16:30, seconda sfida dei quarti di finale maschili, ci sarà Arzignano Marca Futsal Montebelluna. Siamo qui con Alberto Bazzerla, vicepresidente e direttore generale. La mano fasciata, per fortuna non sei più un giocatore, anche se qualche record lo detieni ancora. Alberto, cosa aspettarci da questa sfida? Giocate contro una squadra che ha ben impressionato in campionato, però insomma la Marca Futsal Montebelluna non sarà lì a fare da sparring partner a nessuno. Ciao Stefano, grazie. Intanto sicuramente è una partita complicata per noi perché l'Arzignano è una squadra, anzi a mio modo di vedere la squadra forse più completa, quella che ci ha messo più in difficoltà quest'anno. Noi come in campionato proveremo a dar fastidio, nel senso che noi siamo qui, ce la siamo guadagnata e proveremo sicuramente a dar fastidio all'Arzignano e poi tutto può succedere nel calcio a 5. Nel calcio 5 tutto può succedere. Mister Gigi Regondi, tra l'altro Arzignano, un po' di colori sono anche quelli biancorossi, quelli che ti piacciono molto, però si va in campo, sei l'allenatore della Marca Futsal Montebelluna. Come ci arriva la squadra a livello anche numerico, a livello di giocatori e di diciamo, condizione fisica? Ma intanto diciamo che ci siamo arrivati un po' anche fortunosamente a questa Final 8 perché l'ultima partita noi abbiamo riposato, ci sono stati dei risultati che ci hanno favorito e per cui siamo riusciti ad arrivare addirittura come settimi a questa competizione. Numericamente saremo in 12, questo te lo posso garantire, la rosa c'è tutta quanta, faremo un mix come facciamo ogni partita tra over e under e poi cercheremo di farci trovare il più pronti possibile anche atleticamente. Come ha detto giustamente Alberto, è una partita difficilissima, è una partita contro forse, a mio modo di vedere, da quello che ho visto in campionato, la squadra più completa di tutte, per cui sarà difficile, ma appunto, come ha detto Alberto, cercheremo di dare il meglio e di fare tutto il possibile per metterli in difficoltà. Appuntamento allora 16:30, 4 gennaio, Marca Futsal Montebelluna, Arzignano. Con Nicolò Topan, vicepresidente dell'Atletico Conegliano, e il mister Franco Brusaferri a presentare quella che sarà la terza sfida dei quarti di finali del calcio 5 maschile tra Atletico Conegliano e Mestre Fenice. Nicolò, voi arrivate dopo il terzo posto del girone di andata, troverete quella che è una squadra di ragazzini terribili, insomma una bella sfida che sicuramente emozionerà il pubblico della Belbotea Arena. Intanto, ciao Stefano. Sì, affronteremo il Mestre Fenice, che è una squadra secondo me interessantissima, hai detto tu, ragazzi terribili, piena di giovani, un bellissimo progetto quello del Mestre Fenice e memori del risultato del campionato dove siamo usciti sconfitti dalla trasferta a Mestrina per 4-3, cercheremo sicuramente di metterci qualcosina in più, comunque sì, non sottovalutando l'avversario che è sicuramente di livello, l'età è assolutamente relativa, è un avversario di gran livello, di spessore. Avessimo noi la loro età saremmo molto molto più giovani. Una pressione, il microfono al mister Franco Brusaferri, pressione comunque perché dopo la sconfitta in campionato un Atletico Conegliano che è partito nel lotto delle favorite anche per la vittoria del campionato, insomma sarà una bella sfida, 20 minuti per tempo, in caso di parità anche i rigori e poi una sfida secca. Che partita aspettarsi, mister? Ma diciamo che sarà, io mi aspetto una partita un po' sulla falsariga di quello che è stata la partita del campionato, dove come giustamente diceva Nicolò, oltre ad aver perso 4-3 abbiamo perso a un secondo dalla fine, per la voglia di vincerla a tutti i costi. A volte bisogna anche saper gestire determinati momenti della partita, memori di quelli che possono essere stati i nostri errori, e cercheremo di fare la nostra partita. Noi ci stiamo allenando tanto per mettere benzina per il campionato, che è una cosa importantissima, e cercheremo di onorare al massimo questa bellissima competizione. A livello di numeri, condizione fisica, squadra al completo per quello che sarà il debutto di Coppa? Non al completo, però diciamo che stiamo recuperando qualche giocatore e stiamo abbastanza bene, ripeto, ci stiamo allenando forte, stiamo mettendo benzina sulle gambe e sicuramente saremo competitivi. In bocca al lupo allora l'Atletico Conegliano che affronterà alle 19 il 4 di gennaio Mestre Fenice. Chi vince ovviamente andrà alla semifinale del lunedì 5 gennaio.
A chiudere la giornata di quarti di finale maschili dalla Belboté Arena, la sfida tra Union Diavoli e Futsal Infinity Godego, abbiamo il tecnico Michele Freziaro degli Union Diavoli. Come ci arriva la squadra, sia a livello numerico ma anche a livello di fisico? Al completo, una sfida interessante che chiuderà la prima giornata con il pass per le semifinali, Michele. Ciao, sono Stefano, intanto grazie per la giornata. Ci stiamo lavorando e stiamo cercando di arrivare al meglio possibile. Adesso prima del 4 avremo altri 4 allenamenti dove cercheremo di mettere al meglio le nostre forze, di comunque andare a lavorare anche dal punto di vista atletico, perché questo è il periodo, è vero sì che c'è la Coppa, però anche il periodo di sosta del campionato che non possiamo fare a meno di non tenere neanche in considerazione. Stiamo lavorando bene, questa sera abbiamo allenamento, domani avremo allenamento e dopodiché ti dirò com'è andata. Ci sentiremo anche a fine della partita. Tu qualche finale, qualche final eight, insomma l'hai fatta da giocatore prima, da allenatore. Come bisogna arrivarci a un evento del genere, in quello che forse è il vostro anche incontro più a livello di pronostico, più da 1x2, insomma, quarto contro quinta, insomma c'è molto equilibrio. Certo, sicuramente. Al di là che stiamo parlando comunque di partite secche, dove nelle partite secche spesso, come spesso accade, anche che la classifica non ha tutta quell'importanza tale, però comunque è vero sì che il Godego è una squadra difficile da affrontare perché individualmente ha delle buone qualità e pensiamo passo dopo passo eventualmente e quindi ci concentreremo esclusivamente alla partita di domenica e faremo, ripeto, in modo di poi eventualmente se ci sarà il passaggio del turno vedremo l'organizzare il tutto, però inizialmente siamo concentrati contro una squadra che sta dicendo la sua in campionato, ha 4 punti in meno di noi in classifica, quindi è una squadra di tutto rispetto. Appuntamento allora domenica 4 gennaio 21:30 Union Diavoli Futsal Infinite Godego per la chiusura della seconda giornata dalla Belboté Arena. Con Mohamed, coach, giocatore di Infinity Futsal Godego, una partita, la vostra, che chiuderà la giornata della Belboté Arena contro l'Union Diavoli, una sfida da tripla in schedina e voi dovrete anche sfruttare il fattore campo, visto che la Belboté Arena è anche la vostra casa. Sì, diciamo che il fattore campo ci aiuterà molto, da inizio anno l'obiettivo stagionale era qualificarci per la Coppa, adesso ci siamo, è il momento più bello della stagione, ho avuto anche la fortuna di vincere un anno, quindi so che emozioni si provano e cercheremo di fare il meglio possibile quest'anno per raggiungere l'obiettivo. Pochi giorni a quella che sarà la sfida di domenica 4 di gennaio, come lavorerete in questi giorni che è anche festa insomma e come ci arrivate a livello di rosa? Mister Marotta avrà tutti a disposizione? Sì, per fortuna siamo riusciti a recuperare quasi tutti, che nelle ultime partite è stato un fattore determinante a livello negativo, eravamo con una rosa contatta, siamo riusciti grazie a questa mini sosta a recuperare qualche infortunato acciaccato, tranne uno squalificato, per il resto saremo al completo e cercheremo di dare il meglio di noi stessi. Partita dunque da vivere tutta d'un fiato alla Belboté Arena, per chi non potrà sulla pagina LND di YouTube LND del Veneto. Mohamed, ci vediamo domenica 4 gennaio, ricordiamo la sfida che chiude la seconda giornata di questa Final 8 tra Union Diavoli e il tuo Futsal Infinity Godego, tripla in schedina, un pronostico per te? Uno secco. Uno secco.